bentrovati, buona serata a tutti, eventi al territorio, quest'oggi è a Maser. Siamo alla Sagra della Madonna della Salute, comitato festeggiamenti in Madonna della Salute, Claudio Reginato, l'inossidabile nostro amico presidente. Ben ritrovato Claudio, grazie a voi. È un piacere averti qui in questa tavola bandita. Secondo weekend, partiamo alla grande. Siamo partiti alla grande, è stata un'esperienza bellissima fino adesso, tutti contenti e quindi adesso proseguiamo. Si va benissimo. Per i nuovi telespettatori, quali sono i piatti tipici di questa sagra? Beh, come vedi è stato aggiunto dall'anno scorso il Barco dei Sapori, prima c'era la cantina, quindi prodotti del territorio. Qui facciamo dei cicchetti con prodotti nostri, i salumi, poi c'è il baccalà, poi abbiamo l'olio di Maser e la soppressa, e quindi valorizzazione dei prodotti tipici e valorizzazione del territorio, e così si fa sinergia con tutto quello che ci circonda. Quindi poi anche questa sera avete la serata della tagliata, grigliata e tutto quello che ci va dietro. Sì. Senza il volontariato, io dico sempre che i comitati sono il braccio operativo del comune per quanto riguarda la promozione del territorio. E siamo fortunati perché davvero ci sono tanti volontari, in particolare anche qui a Madonna della Salute il comitato festeggiamenti è formato da un gruppo molto affiatato di giovani e anche di meno giovani che con tanta dedizione e passione si impegnano per la buona riuscita di questi eventi. So che anche i proventi in parte degli eventi della Sagra di Madonna della Salute vengono anche dati poi anche alla parrocchia, perché l'aspetto religioso non è trascurato, anzi è valorizzato. Qui il 21 di novembre ci sarà anche una grandissima partecipazione alle funzioni religiose che si svolgeranno tutta la giornata di persone dei comuni limitrofi. Claudio, naturalmente il comitato direttivo non farebbe nulla senza quei tanti numerosissimi volontari che vediamo qui in giro. Hai toccato il tasto più bello della sagra, nel senso il coinvolgimento di tante persone e la disponibilità anche di mezz'ora che loro danno. Cosa sarebbe un comitato chiuso e quindi qui ci si diverte, si lavora tanto, perché a chi è che alla sera quando sei seduto sul divano invece devi andare alla sagra per lavorare, sistemare, perché non dimentichiamo che la sagra inizia la preparazione un mese prima, quindi c'è tanto da lavorare, ma siamo felici di tutta la gente che ci dà una mano. Ecco, io mi collego alle parole di Claudio, voi ricordatevi che i ragazzi che vi servono sono tutti volontari, quindi se ogni tanto aspettate quei 5-10 minuti non è perché non vogliono servirvi, non è perché non stiano facendo niente dietro le cucine, è perché c'è tanta gente da servire, c'è tanta gente da accontentare, quindi sono ragazzi come voi, hanno appena smesso magari la divisa dell'operaio, la cravatta e la giacca dell'impiegato e sono qui da volontari per aiutare tutto il comitato a servirvi, quindi abbiate tanta pazienza ma soprattutto abbiate tanto rispetto, perché ultimamente si vedono gesti di intolleranza verso i volontari e non è giusto. È vero, rispetto, così la sintonia tra noi che lavoriamo e la gente che si siede a un tavolo è perfetta, quindi possiamo brindare assieme e la cosa diventa meno faticosa. Maser si trova ai piedi di Colli Asolani, anzi gran parte di Colli Asolani sono nel nostro territorio. Siamo quindi un territorio a vocazione turistica, un tipo di turismo slow, quindi tra arte, natura, architettura,
Siamo conosciuti Maser per la nostra ciliegia, ma non solo per la ciliegia di Maser, anche per l'olio. L'olio extravergine di oliva, il cosiddetto olio Evo di Maser, sta conquistando delle posizioni molto prestigiose. Infatti il 1° di dicembre si terrà presso la villa di Maser proprio l'olio in villa, una degustazione dell'olio novello. Ci saranno ben 45 etichette di tutto il Veneto che potremo gratuitamente degustare e conoscere. Abbiamo anche ottimi vini e vi invito anche a vedere la nostra villa di Maser, che è un connubio di bellezza, architettura, natura, un luogo davvero molto affascinante, direi un vero e proprio luogo di charme, di grande charme. Domani la giornata della famiglia, domani sera è un'altra cosa nuova che abbiamo inventato, che abbiamo proposto, è l'incontro tra i formaggi. Quindi abbiamo formaggi del Monte Grappa, il Bastardo, il Morlac e l'Imbriago, e poi abbiamo 3 caseifici del nord Italia, DOP. Quindi ci sarà un abbinamento vini-formaggio. E poi proseguiamo con lunedì che pista questo gym, che è una bellissima serata. Martedì l'incontro dimostrativo sugli assaggi dell'olio di quel gruppo assaggiatori qui di Maser, in occasione del concorso dell'olio di Maser, e poi si chiude giovedì. Giovedì è il giorno della Madonna della Salute, quindi festa dall'inizio, dalla mattina fino a sera, la cucina è aperta, la chiesa è aperta con le sante messe, quindi ci sarà una sintonia spirito dell'anima e anche spirito del corpo, diciamo così. L'ultima serata sarà il 30 con il 37esima edizione Non Solo Baccalà, quindi è un abbinamento tra antipasti di crostacei e pesce con i piatti forti del baccalà alla vicentina. Che dire, vi aspettiamo! Quindi, Sindaco, adesso alziamo i carici, vediamo il Comitato Madonna della Salute, ma soprattutto a tutto il tessuto di volontariato di Maser. Grazie. Un brindisi a tutti voi. Evviva!